Eccoci qua, buona serata, benvenuti in prima serata perché è il giovedì di Sicily On Air. Ritorniamo come ogni settimana, tra l'altro insomma siamo agli sgoccioli di questa primo step di Sicily On Air, possiamo dire dal quartier generale, insomma, da casa mia praticamente, perché vi trasmetto dal mio home studio ancora per poco. Prossima settimana ci sarà l'ultima settimana di questa serie, per poi a marzo, dopo Sanremo, la settimana di Sanremo, riposeremo, dopo avremo la possibilità di cominciare questa nuova avventura che sarà uno show musicale, insomma, on stage, quindi saremo dal vivo, vi faremo sapere insomma tutte le novità che riguardano proprio il nostro format serale, che diventerà sempre più varietà. Grazie a Paolo Gatto che come sempre cura la regia anche di questo giovedì sera. Caro Paolo, dobbiamo ringraziare tutti quelli che durante questa settimana hanno cliccato mi piace, soprattutto si sono iscritti al gruppo di Io Compro Siciliano. Siamo giunti a 266.736. Grazie veramente di cuore, perché siete in tanti. Io non smetterò mai di ringraziare tutte quelle persone che vedono la nostra trasmissione. Sono migliaia di visualizzazioni che registriamo dopo la settimana, e quindi ci fa molto piacere perché ci seguite numerosi. Anche questa sera l'apporto della redazione è fondamentale. Marzia, e la saluto, e poi tutto il comparto marketing, pubblicitario. Saluto Dario Effettivo che sta facendo un lavoro, credetemi, incredibile per lo sviluppo dei nostri progetti, anche del progetto Siciliano. Quindi lo volevo salutare. Grazie Dario per quello che quotidianamente fai, e naturalmente la fiducia è un po' di autopromozione che ci vuole, perché ancora nemmeno un anno, ma Davide Morici e Giuseppe Giorgianni sono i fondatori del nostro gruppo Io Compro Siciliano, che anche loro si impegnano anche per esternalizzare tutto, insomma, per rendere tutto internazionale. Ecco, volevo dire questo qua. E allora, siamo pronti per cominciare il nostro giro di collegamenti. Allora inizierei subito con una voce che mi appassiona, mi sono innamorato di Celeste, in arte Cielo, è subito collegata con noi. Ciao Celeste, buona serata. Ciao Vincenzo, ciao a tutti, grazie per questa intervista. E allora, ovviamente i problemi di rete, lo dico per tutte le serie di puntate dove ci sono stati problemi di connessione, ma questo non dipende da noi, dipende dalle varie connessioni, quindi mi raccomando Celeste, connettiamoci in modo così arriva dappertutto anche la tua voce, perché siamo in promozione anche con la tua nuova canzone, bellissima, che stasera credo magari un pezzettino anche mi farai sentire. Tra l'altro lei è da 2 giorni afona, oggi il miracolo di San Gennaro, è vero? Esatto, hai detto bene Vincenzo, per fortuna oggi sono svegliato, ti ho mandato il vocale, sto benissimo. Era proprio per cantare in questa occasione. E allora, dobbiamo collegarci invece con Roma, dove c'è la parte femminile dei Cosa Tinta, e quindi c'è Gianna collegata da Roma. Eccoci qua, buona serata, ciao Gianna. Ciao Vincenzo, ciao a tutti, è un piacere essere con voi davvero. E allora, l'ala femminile, che io ovviamente preferisco rispetto ai 2 maschietti, però è giusto, insomma, salutare anche l'altra componente, ovvero ci colleghiamo con Giuseppe Morana e Peppe Maggio, i Cosa Tinta, eccoli qua finalmente tutti insieme. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ecco, adesso non sento la loro. Allora, controllate se avete attivo il microfono, che è la cosa basilare. Ora sì, ora ci siamo. Ora sì, lasciate, non mettete il silenzioso, perché si deve sentire tutto quello che dite, anche quando siete fuori onda, ha capito? Soprattutto quando siamo fuori onda.
soprattutto. E allora, avete cominciato a condividere, Peppe, tutti quanti, dalla pagina, infatti vedo che insomma cominciano a seguirci numerosi, alla pagina Io Compro Siciliano, la pagina su Facebook, il nostro gruppo su YouTube, insomma ci siamo. Tra poco parliamo dei Cosa Tinta perché anche loro hanno fatto delle belle cose, insomma delle canzoni prima più movimentate, riferito alla scorsa estate, parleremo anche di quel disco lì, ma qualcosa anche di più romantico ultimamente, vero Gianna? Sei molto romantico ultimamente. Ma guarda, sai cosa c'è? Che alla fine, se ci pensi, la musica sta diventando un po' stagionale, no? E quindi è naturale avere verso l'estate dei brani che invitano più a ballare, a divertirsi, a scatenarsi, e magari invece avere dei brani più introspettivi durante l'inverno. Lo facciamo noi, ma lo fanno anche i più grandi artisti del panorama internazionale, quindi perché no? E allora parleremo appunto dei Cosa Dite, soprattutto di un altro comparto che è quello croceristico, perché dovete sapere che Cosa Tinta sono tre musicisti, tre artisti che per molto tempo, insomma, sopra le navi da crociera hanno fatto sognare i turisti. Oggettivamente anche le navi da crociera sono ferme ormai da un bel po' di tempo. Parleremo anche di questo bel viaggio che nel corso della vostra vita avete fatto sopra le navi da crociera. Ma mi collego con invece Agrigento, quindi Roma. Voi siete a Marsala? Voi siete a Marsala? Sì. Ok. Tu sei, ok, sei a Roma momentaneamente, Gianna. Tu sei siciliana anche. Ecco. E allora invece ci colleghiamo con Agrigento con un grande collega amica perché la radio non può mancare in ogni puntata di Sicily On Air, Riccardo Gazza. Eccolo qua. Ciao a tutti ragazzi, ciao Vince, che bello che ritrovarti. Devo dire che ti trovo in grande forma, saranno probabilmente i filtri dei social che ti aiutano, insomma ti sei ringiovanito, questa cosa mi fa piacere. Devo dire che chi si occupa delle luci a casa mia e quindi mia moglie non abbiamo capito, lei mi ha detto ti faccio un po' alla Barbara D'Urso. Quindi effettivamente direttore della fotografia, tua moglie, ma facci vedere la tua cameretta dove tieni i poster di Carmen Russo, ti prego. Allora, la parte, quella cameretta lì non ve la posso far vedere, anche perché in questo momento è occupata dall'altra parte della famiglia. Non posso. Senti, Ricky, allora ovviamente parliamo di Radio Vela, perché è un'altra radio importante della nostra regione, dove tu sei in forza, tu sei un po', come dire, il rappresentante di questa radio che ormai sei lì da molto tempo, immagino. Sì, è una radio che comunque gode di ottima salute, che negli anni sta crescendo tantissimo e che viene spinta principalmente da una grandissima passione da parte degli editori che hanno sempre continuato a investire, nonostante sai che le radio locali difficilmente oggi riescono a sopravvivere con serenità, visto la situazione che stiamo vivendo. Però comunque devo dire che noi abbiamo alle spalle un bel gruppo, siamo riusciti a costruire anche una squadra di persone affiatate che credono in questo mestiere, perché come dico sempre dobbiamo ricordarcene del fatto che siamo dei privilegiati a riuscire a vivere della nostra passione, quindi questo è già tantissimo. Abbiamo tra l'altro in questa settimana festeggiato oggi in questi ultimi giorni il World Radio Day, cioè la giornata mondiale della radio. La radio per te ha rappresentato sempre tutto, anche un modo per tirarsi su col morale, vero Ricky? Secondo me sì, perché poi fondamentalmente chi fa questo mestiere principalmente lo fa perché ha necessità di esprimere delle cose, di raccontare delle storie. Per me fare la radio è sempre stata una sorta di terapia, lo dico con grande sincerità. Mi ha salvato anche da mie timidezze, sai, quando si è più piccolini e non si ha un carattere ben definito, non è sempre facile integrarsi con gli altri. Io da piccolino avevo qualche piccola difficoltà, poi la radio mi ha aiutato a costruire e a fortificare la mia personalità. Quindi comunque devo tanto a questo apparecchio infernale, come io lo definisco, che nonostante l'evoluzione dei tempi e della tecnologia alla fine riesce a essere sempre un mezzo di comunicazione attualissimo.
Assolutamente sì, a proposito della radio c'è il primo contributo, perché Gaz è un conduttore radiofonico, conduttore televisivo e molto autore, devo dire. È proprio un omaggio alla radio. Tra gli RVM contributi che sono arrivati proprio da Gaz, ce n'è uno dove c'è la tua esperienza anche a Radio Capital, Sì. quindi lo vediamo insieme per omaggiare il momento dedicato anche alla radio. Viva la radio, perché senza la radio né Celeste né Cosatinta né nessuno potrebbe insomma andare avanti. Paolo Gatto, vediamo un po' questo frammento di Riccardo Gaz a Capital e non solo, vai. Ogni settimana faccio delle cose per il TG0 di Radio Capital. Pensa se ti chiama Gaz e ti chiede una cosa al volo. Come si scrive buon anno? Con l'H o senza? Buon anno è con l'H, come avere. Ho chiamato prostitute. Allora io parto da 50 euro. 50 euro. Fai la ricevuta? Fai ridere. Bella questa. Preti. Chi lo dice che i preti non possono avere una compagna, che poi sono costretti a portare avanti delle storie clandestine? Sei molto divertente, mamma mia. Pregherò per lei. Io dovrei andare da un esorcista in realtà. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, tra le 6 e le 8, non perdere il TG0 su Radio Capital con Edoardo Buffoni, Michela Murgia e la regia di Simone Girasole. Ogni tanto ci trovate dentro anche me. Pronto signora, disturbo? Fantastico. Poi il TG0 è uno dei programmi più amati di Radio Capital, è una bellissima esperienza. Come la vuoi sintetizzare questa importante? È stato sicuramente un momento importante per me, per il mio percorso, perché comunque riuscire a fare quello che più ami, a farlo in una radio come Radio Capital. L'ho fatto chiaramente per una stagione, purtroppo, per un anno solamente, per la stagione passata, nella quale ci stavano Edoardo Buffoni e Michela Murgia alla conduzione. Poi dopo un anno c'è stato un cambio di direzione, hanno cambiato le logiche del gioco, hanno rimodulato un po' tutta la programmazione e quindi, ahimè, io che appartenevo un po' ai contenuti extra della trasmissione sono stato messo in stand-by, con l'augurio che magari poi si possa ritornare. Però è stato un anno straordinariamente bello, perché mi ha arricchito tantissimo e soprattutto ho avuto la possibilità di fare quello che più mi piace, avendone la libertà di farlo, che sai, come spesso accade nelle strutture nazionali, non è sempre facile che si possa avere la libertà di scegliere anche gli argomenti da trattare. Io facevo dei sondaggi telefonici che avevano comunque un'identità ben precisa, perché fondamentalmente prendevamo spunto dall'attualità, ma quindi facevamo una sorta di inchiesta, ma mantenendo un po' quella leggerezza che mi contraddistingue. Diciamo che facevo il DJ giornalista. Bravo. Allora, prima della fine della trasmissione non perdete l'appuntamento con un piccolo documento veramente di 2 minuti di Gaz, che è molto emozionante, servirà per darci qui la buonanotte. Chiedo a Gianna invece, mi fai proprio un accenno così, d'amblè, se te la senti, non mi mandare a quel paese di amore controvento? Ma non ti manderei mai a quel paese, perché la nostra vocazione, la vocazione dei musicisti, è soprattutto quella del live. Più live di così si muore, senza neanche accompagnamento. Ti canto il refrain. E tu che mi dicevi, sai, da qui posso vedere il mare, e te che te ne devi andare da un amore che non so capire, sai che forse il tempo ti darà ragione, se non saprò dimenticare, allora forse mi saprò voltare contro vento. Fate l'applauso, Cosatinta, fate l'applauso, Gaz, Celeste. Che bella musica, che romantica. Senti Peppe, tu che sei bravo a fare l'oratore, come nasce questa canzone? Vada. Peppe chi? Lui o io? Siamo due Peppe. Mi piacerebbe sentire il compagno della cantante. E lui? Ciao, Ecco, sono qua. Allora, come nasce questa canzone, Amore contro vento? Questa canzone nasce, diciamo, è nata, l'idea è stata proprio da Gianna, è nata da Gianna questa canzone. Poi noi l'abbiamo aiutata con gli arrangiamenti, mettendo gli accordi, però l'artefice del pezzo è Gianna.
perciò devi Bene. parlare con Gianna. Cioè, poi cosa tinta Può cosa tinta descrivere che la scusa città. Maggio, lei che parla sempre, gli piace parlare, non Ma aggiunge quando never? no, niente. Senti Gianna, parliamo con te. Dopo esserci visti con un brano latineggiante e una ballad. Sì, vabbè, come ti Amore, dicevo prima, amore, ma amore. assolutamente l'altra, nel senso che la musica è veramente un mondo e il mondo, come ben sappiamo, ha strade infinite e percorsi infiniti. Il nostro background è totalmente tanto arricchito girando il mondo che in realtà non ci sembra così inconsueto e così strano da una parte riportare le sonorità e le suggestioni che troviamo in giro per il mondo e creare un certo tipo di brani, dall'altra riagganciarci al nostro background fortemente italiano, addirittura cantautorale, e quindi concederci anche lo spazio, perché no, per una ballad, per questo pezzo al quale siamo veramente legati. Gli arrangiamenti, insomma, c'è stata una bella collaborazione per questa canzone, la vuoi dire tu? Come la dico con grande piacere, siamo stati fortunatissimi, baciati davvero dalla Dea Fortuna, perché questo brano è arrivato alle orecchie del grandissimo Phil Palmer, che ovviamente tutti conosciamo come chitarrista dei Dire Straits, ma anche di Eric Clapton, ma anche di George Michael, e in Italia Battisti, Baglioni, Ramazzotti, produttore, chitarrista, arrangiatore di Renato Zero fino all'ultimo album, quindi voglio dire un mito della musica internazionale rock, pop. È arrivata alle sue orecchie questa canzone, lui se n'è innamorato, per noi è stata una gioia infinita, ci ha chiesto di poterla arrangiare e produrre, figurati con quanta gioia abbiamo detto sì. Allora, ci sono dei messaggi, intanto partirei da Paola, perché ci ha scritto buonasera Vincenzo, grazie, ecco, buonasera Vincenzo e complimenti per Siciliano, tanti artisti, tante identità e tanta squadra, bravi tutti e viva Io Compro Siciliano, salutiamo Giuseppe Clemente che dice la buonasera, c'è Luca Leonardi invece, vado troppo veloce regia? Vado troppo veloce? Non mi puoi rispondere? Ecco, va bene, allora, Luca Leonardi, la radio è pura libertà della gente, di chi ascolta. Poi c'è Dario Effettivo, che è appunto responsabile del settore pubblicitario. Grazie a te, Vinci, ricambiamo i saluti. Un plauso a tutta la squadra di Io Compro Siciliano e che riesce ogni giorno a metterci il cuore. Dico ogni giorno perché abbiamo a mezzogiorno Eliana Chiavetta con Io Compro Siciliano Live. Invece alle 6 del pomeriggio Cristina Ruffino con Pomeriggio Special. Sono due fuori classe, caro Gaz, a Chiavetta e la Ruffino. Ma Mica le conosco benissimo, lo so, le seguo da lo so. tantissimo tempo. La Ruffino, tra l'altro, faceva Radio Sis. Bravo. Ho cercato di mettere insieme, ovviamente, ai titolari qui dell'azienda, dei volti e delle voci storicamente, insomma, conosciute. Francesco Civello, amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Finardi, era Finardi. Sì. Era la canzone di Finardi. È vero, bravo. La citazione, bravo Gazzo, sei sul pezzo. Poi Attilio Cordaro, tanta bella musica, buonasera a tutti, grande Celeste. A proposito, visto che ti hanno chiamato in causa, cara Celeste, così senza dire nulla, d'amblè mi fai anche tu il reframe della tua canzone nuova? Wow, così, a bruciapelo. Sì, a bruciapelo, vai. Ma ti vedo in ogni cosa, cerco una ragione sola, mentre leggo queste pagine, sembrano parlare di te, di te. Brava, che bella sta canzone, ragazzi. Si intitola Come sei, con la collaborazione di Jacopo Ratini. Esatto, ciao Jacopetto, sempre. Ma Jacopo, chissà se è collegato, perché Jacopo Ratini è un altro che, insomma, un altro nome comunque importante della musica italiana, è vero?
Assolutamente sì, infatti io ho avuto la possibilità insomma di collaborare con lui grazie all'Accademia Romana che ho frequentato. Lui è stato il mio insegnante di songwriting ed è stato colui che mi ha avviato questa strada così tortuosa ma meravigliosa, perché effettivamente mi sto rendendo conto di quanto possa essere importante la scrittura in generale, sia per un artista in primis ovviamente, ma anche per una questione personale, cioè il tirar fuori effettivamente quello che tu hai dentro, ti aiuta, ti dà i mezzi per poterlo fare. Quindi sì. È prodotto e missato da Jacopo Mariotti, mastering a cura di Alessandro Di Nunzio. C'è ovviamente anche il videoclip che è molto bello, andatelo a vedere, di Come sei su YouTube. Senti, questa canzone parla di un ragazzo che ha perso la memoria a causa di un incidente stradale. Inizia a ricordare qualcosa di forte che lo ha segnato profondamente, la sua storia d'amore, cioè l'amore in pratica che fa rivivere, insomma, fa ritornare alla vita. Esatto, questo è stato il messaggio, cioè che nonostante magari i medici sono messi lì a dire no, non è possibile, cioè l'ha persa appunto, in realtà no. Cioè il messaggio è proprio questo, sapere effettivamente dare importanza a quelle che sono le emozioni fortissime, come d'altronde una storia d'amore così profonda ed eterea, effettivamente ti fa capire come può andare oltre anche la scienza, direi. Colgo l'occasione perché hai detto medici, colgo l'occasione per salutarli tutti quanti, anche tutti quelli che in queste ore si stanno mobilitando per attivare gli hub vaccinali. Allora, io colgo l'occasione, utilizzo questo mezzo per dire a tutti quanti: vaccinatevi. Lo dico perché non abbiamo altra soluzione. Quando toccherà il vostro turno o vi prenotate, ripartiranno anche gli over 65 a breve, prenotatevi, andiamo a vaccinarci. Stanno partendo gli hub alla Fiera del Mediterraneo, per esempio nel weekend potrebbe partire una vaccinazione di 5.000 persone al giorno, sperando che arrivino le dosi di vaccino, perché non abbiamo altra alternativa per superare questo momento e magari arrivare all'estate, quest'estate, ritornando a fare concerti, ritornare a suonare, ritornare nelle spiagge, a ballare, perché non vedo altre soluzioni. Quindi volevo salutare medici, infermieri, gente che era in pensione e sta tornando, volontari che si stanno mobilitando, perché credo una delle prime cose del nuovo governo, che in queste ore praticamente ufficialmente c'è, perché c'è anche la Camera, significa partire subito con i vaccini. Io un giro veloce di commento ve lo chiedo, Gaz. No, ma io vabbè sono d'accordissimo con te, però sicuramente, oltre al fatto di vaccinarsi, che è sicuramente importantissimo, non bisogna fare l'errore che si è fatto nell'estate passata. Io leggevo proprio nelle ultime ore che la Sicilia sta ottenendo ottimi risultati in questo momento e quindi secondo me bisogna chiuderla, non bisogna consentire più a nessuno di entrare. Cioè, purtroppo ragazzi siamo tutti in un momento di difficoltà, quindi bisogna stringere i denti ancora di più ed evitare se tu stai parlando di questo periodo che è a cavallo di marzo-aprile, cioè non sto immaginando dall'inizio dell'estate, da giugno, di chiudere la Sicilia. No, vabbè, quello chiaramente si deciderà in base a quelli che poi sono i numeri, a quelli che sono i numeri che arriveranno, però fondamentalmente io dico non bisogna fare lo stesso errore di sbracarsi completamente e consentire a chiunque di entrare e uscire. Purtroppo siamo in un momento di grande difficoltà, abbiamo già fatto un'esperienza, quindi dall'esperienza dovremmo tirare fuori come dire, un minimo di buonsenso ed evitare che accada, che venga fuori una replica di ciò che già è stato. La mia ovviamente la mia è un parere totalmente personale, sto parlando a nome di Vincenzo Canzone, non dell'azienda per il quale lavoro, quindi io compro siciliano. Il mio invito è semplicemente, il consiglio è quello di vaccinarsi, poi posso anche comprendere chi in questo momento ha paura e chi in questo momento magari non vuole farlo. Gianna, cosa pensi? Penso che dissento completamente da quello che ha detto proprio adesso Gaz, mi pare. Sì. Dissento completamente per un motivo semplice, che in realtà i casi sono stati praticamente azzerati la scorsa estate e vi ricordo che la seconda ondata è ripartita ad oltre metà ottobre. Di conseguenza chiudere non è mai la soluzione. La soluzione, a mio considerando anche il fatto che in Sicilia ci sono tantissimi ragazzi che per il lavoro e di studio si trovano al nord Italia e la trovano una cattiveria vera, impedire a famiglie e persone che si vogliono bene di riunirsi. Allora pensi che sia più intelligente, scusami se ti interrompo, allora pensi che sia più intelligente... concetto, semmai
la cosa sulla quale io credo sia importantissimo puntare è il controllo, controlli a tappeto, arrivando in aereo, in nave, in treno, in macchina. Ormai ci sono dei test rapidi che possono aiutarci. Dividere le famiglie, dividere le persone che si vogliono bene non è mai la soluzione, a mio parere. E riguardo ai vaccini, invece, qua rispondo a Vincenzo, sono d'accordo con te. Le vaccinazioni, ahimè, la nostra fascia d'età ha che aspettare dal momento che siamo partiti dagli over 80, quindi sono d'accordo con te, però la vedo un po' dura, soprattutto se non ci fanno arrivare questi vaccini le case farmaceutiche, perché prima che si arrivi all'ultima fascia, l'età più giovane, ci arriveranno. Arriveranno, e sono convinto arriveranno carichi di AstraZeneca, Moderna, Pfizer. Io sono d'accordo con tutte e due, perché Gaz ha detto, io penso che nell'immediato bisogna, perché marzo, aprile sono stagioni che possono iniziare a veicolare persone da ogni parte. Sicuramente, se la situazione non è sotto controllo anche delle varianti, bisogna sicuramente stare attenti. No, ma più che altro fammi un attimo solo replicare. Più che altro io sono dell'idea che bisogna un attimo sacrificarsi per evitare che accada il peggio. Non so se avete letto ultimamente, come ben sapete, Speranza ha proposto un altro lockdown, quindi io preferirei un attimo sacrificarmi, cioè evitare di vedere magari un parente, una persona alla quale tengo particolarmente per un breve periodo, nel tentativo che questa situazione possa risolversi definitivamente. È un annetto, Gaz, che andiamo avanti così, è un annetto che andiamo avanti con molte restrizioni. Ovviamente bisogna continuare a mantenere distanze, a non assembrarsi, però io devo intravedere e voglio intravedere la luce da qui all'estate. Questo è quello ce lo auguriamo tutti, ci mancherebbe altro, però il problema rimane, quindi come si affronta? Fatemi sentire anche il resto della ciurma, i due Giuseppe. Allora, Maggio, prego. Io capisco che siamo stanchi, nel senso, come ha detto Riccardo, già è un anno, come hai detto tu, scusa, è già un anno che ci sono le restrizioni, dobbiamo solamente confidare prima di tutto nel buonsenso delle persone e poi nei controlli, che molto spesso sono carenti. Quindi dobbiamo vi lascio solo. Cioè, in questo momento sono le 21:57, cioè mancano 3 minuti alle 10 inizia il coprifuoco. Credetemi, a me sta cosa mette un'angoscia pazzesca, il fatto che io ora non posso scendere e andare fuori, non posso iniziare una vita serale, è una cosa terribile. Noi andiamo avanti col coprifuoco da troppo tempo. Qualcuno mi dirà: e che fai? E no. Non posso pensare vita naturale di andare avanti con un coprifuoco alle 22, anche perché coprifuoco alle 22 significa pub, disco pub, ristoranti, club che fanno musica dal vivo, lì voglio arrivare, è un comparto che deve aprire, come a Palermo, Agrigento, Roma, Milano, Caltanissetta, Catania. Ma quando li dobbiamo cominciare ad aprire questi locali? Entrando in maniera contingentata, come si fa in altri settori commerciali. Si entra in un disco pub dove puoi sentirti la musica dal vivo con un numero limitato, ma almeno si guadagna qualcosa. Gaz, io penso che sia giusto. Perché devo andare dal parrucchiere? E non devo andare a mangiare una pizza con altre... Giusto? Ci mancherebbe altro, quello è chiaro. E non posso sentirmi cosa tinta a Marsala mentre c'è davanti 30 persone e mentre si divertono. Quello è chiaro, dobbiamo tornare assolutamente alla vita, sono d'accordissimo, bisogna tornare alla vita, però sul discorso di far entrare da fuori io starei un attimo, ci penserei un attimino, perché realmente intanto in questo momento in zona gialla il divieto c'è, non si può circolare da una regione all'altra. Sì. No, dico per il dopo, tu facevi un'ipotesi, no? Sì. Per il futuro immediato. Io dico, secondo me bisogna fare in modo che nessuno debba entrare con questa normalità che che è venuta fuori nell'estate passata. Io ritengo che sia importante. Una cosa, se avessimo avuto tanti morti e tanti ricoverati, tanta gente ho visto io nelle spiagge la scorsa estate,
nei pub la scorsa estate, nei locali, credimi, l'Italia sarebbe dimezzata. Ti ricordo che la seconda sì. Quindi quello che dico io, chiudere non è mai la soluzione. La soluzione sono, tu ricorderai, i controlli, ragazzi, entrate contingentate, come diceva Vincenzo, e riapriamo i cinema, riapriamo i pub e ritorniamo a fare musica e rifacciamo i concerti. Non posso, lo dico adesso e mi auguro che questa puntata, come le altre, venga condivisa da migliaia di persone, dico all'attuale ministro della cultura italiano, a tutti gli assessori, anche il nostro assessore regionale: non si può tenere il teatro chiuso. Non si può avere un'attività commerciale, un supermercato che continua a lavorare, non si è mai fermato tanto il supermercato, perdonatemi, il supermercato non si è mai fermato, altri negozi di abbigliamento, ci sono store di abbigliamento ed elettronica che sono invasi di persone, e il teatro che lo puoi controllare, perché all'ingresso, Gaz, mi devi dare da questo punto, cioè il teatro, per esempio, il teatro forse si deve aprire anche domani, lo so che la pensi come me da questo punto. Sì, forse mi sono espresso male, cioè è chiaro che dobbiamo tornare alla vita, su questo discorso non c'è dubbio. Io mi riferivo solo al fatto di evitare di far entrare chiunque da fuori in un momento complicato come questo, perché riprendendo il discorso che diceva Gianna, se ti ricorderai, insomma, l'estate passata, noi come Sicilia, cioè la nostra regione, era quella messa meglio dal punto di vista dei contagi. Poi, come per magia, chiaramente c'è stata un'ondata che ci ha colpito e annientato, considerando che poi a ottobre Musumeci ha imposto il coprifuoco dalle 22, coprifuoco con il quale conviviamo ancora. Capisci? Quello che dici tu, l'apertura, i ragazzi che sono scesi dal nord, i lavoratori sono scesi dal nord, è stato a luglio, è stato ad agosto, quando i contagi non c'erano. Mettiamoci in testa che questo virus ha anche una sua cadenza stagionale e mettiamoci in testa che ci ritroveremo con lo stesso problema con i mesi più freddi. Ci auguriamo tutti che, come diceva Vincenzo, la vaccinazione e cure sempre migliori possano aiutarci a arginare. Allora, voglio intanto salutare Numa che ci sta seguendo, che è un'altra artista, grazie, soprattutto perché si chiama Numa è una grande artista, si chiama coprifuoco, che è un termine che si usa in guerra riferito alle bombe. Dal punto di vista psicologico è un termine usato deliberatamente per creare una paura profonda e atavica. Io do come dire il voce a tutti quanti. Oggettivamente coprifuoco a me fa paura, a me come Vincenzo Canzone, come Riccardo Gazza, che siamo due persone che viviamo la notte da sempre. Gazza ha cominciato da sempre, io lo so, a vivere dalle 11 in poi di sera, andando in giro per il lungomare, andando nei locali, cioè la notte è una cosa che spero ritorni presto. E io sono stato, credetemi, sto parlando così, a un anno che sto attento, metto la mascherina tutti i giorni, mi igienizzo le mani, ho fatto in 3 mesi 2 molecolari, e quello del sangue non mi ricordo come si chiama, ho fatto il serologico, ho capito, ma mica posso andare avanti così. Poi c'è Claudia Mango, bellissima e bravissima Gianna, un abbraccio immenso ai miei amati Cosatinta, Giuseppe Mirandola che saluto, Bella Cielo, tu di tutto sta ambaradanna vuoi concludere in dolcezza dicendo anche il tuo parere, giustamente, vai. Sì, diciamo che io non mi dilungo. Sicuramente posso dire che sono assolutamente d'accordo sul vaccino. Dico, ho 27 anni, non so quando arriverà il mio turno, ma sicuramente sarò una delle prime a farlo, assolutamente. Io sono a favorissimo del vaccino. E poi sì, sicuramente la mia dolcezza la voglio esprimere veramente con un messaggio di speranza. Io parlo in prima persona. Artista emergente, ho iniziato, cioè praticamente proprio l'anno scorso, un mese prima del primo lockdown, a scegliere di realizzare il mio sogno, quindi ho abbandonato il lavoro fisso, sono in una condizione tipo assurda come d'altronde tantissime altre persone come me, quindi spero veramente a fine di uscita dei miei singoli quantomeno di poterli cantare davanti a tutti, veramente facendo dei live, quindi veramente spero con tutta me stessa che si possa risolvere presto questa situazione. Senti Gaz, tu sto per mandare in onda questi 2 minuti, è molto emozionante, che tra l'altro ci sta tutto dopo questi nostri discorsi, o sbaglio? Sì, credo di sì. Io penso che dai più brutti momenti vengono fuori sempre le più belle poesie, nel senso che dai momenti di difficoltà
poi cerchiamo di rinascere un po' come fossimo la primavera, no? E in quel periodo, almeno personalmente, come credo anche a molti di voi, io ho un po' ritrovato me stesso, ho rivisto un po' il mio modo di essere, perché spesso diamo tutto per scontato, no? Anche le cose più banali. E quando ci troviamo nei guai, e mi riferisco ai guai nei quali ci siamo ritrovati appunto nella quarantena passata, probabilmente ci rendiamo conto di quanto sia bello e anche di quanto possa essere quasi emozionante abbracciarsi e darsi un bacio, cosa che abbiamo praticamente dimenticato. E in quel momento lì ho partorito dei pensieri ad alta voce, attraverso un video, perché poi sai, in quei giorni io credo che tutti abbiamo anche sfruttato i social, come era giusto che fosse, che era probabilmente l'unico modo per tenerci in contatto con l'esterno, e in quella circostanza insomma ho tirato fuori dei pensieri e ho realizzato un piccolo video, tutto qui. Allora, prima di lanciarlo, siccome ci sono amici che stanno guardando la diretta come Alessandro Gandolfo, Gaz, salutiamo Alessandro Gandolfo. Ciao Gazzone, complimenti a tutti. Lui dice: io sono ottimista, comunque dobbiamo avere la forza di aspettare questi ultimi 3-4 anni. Fantastico lui. Allora, tra l'altro Gandolfo sarà uno dei protagonisti collegati nelle prossime settimane proprio nella versione nuova di Sisilo on Air con i suoi personaggi, perché da Giuseppe Conte al signor Gangitano, che sta avendo un successo pazzesco. Gangitano è pazzesco. Ti volevo chiedere, il video che stiamo mandando, c'è il rischio che mi oscurano, nel senso che tu lo sai che essendo in onda sui social, su Facebook, ci sono i copyright. Posso andare tranquillo? Tranquillo, sereno. Sei tu che intervieni eventualmente, casomai ci sono i miei avvocati che sono già al lavoro, stai tranquillo. No, veramente, quelli interrompono direttamente. Vabbè, allora, torniamo indietro quasi di un anno, in pratica, quando qualcuno rifletteva e pensava, in questo caso anche Gaz, così. Prego, regia. È la quarta settimana di questo inferno e dicono che servirà ancora tanto tempo. E confidiamo che ci portino delle buone notizie. Li scruto attentamente mentre parlano in televisione. Mi sembrano impauriti. Ho come l'impressione che non sappiano neanche loro come ne usciremo da questa storia. Sono giorni sfocati, confusi, stati d'animo diversi che cambiano in un istante. L'entusiasmo dettato da ciò che sarà il dopo, lo sconforto che ti riporta alla realtà, alla tua solitudine, alla situazione in cui siamo. Ho sempre amato la mia solitudine, ma questa volta è diverso. Mi manca il sorriso di uno sconosciuto al bar, una pacca sulla spalla, l'abbraccio di qualcuno che ti vuole bene. Mi piacerebbe mangiare una pizza con il salame piccante, sopra la mozzarella, mi raccomando, lo dica il pizzaiolo, camminare come Forrest Gump, senza fine, litigare con qualcuno, comprare una maglia blu. Lo faccio ogni volta che arriva la primavera. È assurdo quello che succede e nessuno è immune. Fa paura tutto questo e fa ancora più paura sapere che non ci sarebbe neanche il tempo di salutare o di sentire le persone a cui vogliamo bene. Chiamatevi, sentitevi, fatelo adesso. Prendiamo qualcosa di buono da questa storia. Chiamatela, quella madre che avete giudicato perché pensate abbia abbandonato vostro padre. Chiamatelo vostro fratello, con cui non vi parlate più perché non vi piace la moglie che ha sposato. Chiamate quel qualcuno a cui avete ancora delle cose da dire in sospeso. Sì, lo so, state dicendo, mi chiamerà lui se vuole. Dissero entrambi, aggiungerei. Mettete da parte l'orgoglio che ha reso le persone povere. Dai momenti di grande sofferenza vengono fuori le più belle poesie, le più belle canzoni, i più grandi insegnamenti. Dai momenti di grande sofferenza vengono fuori le più belle poesie, le più belle canzoni, i più grandi insegnamenti. Mi sono emozionato. Dai, sono emozionato. Sì. Sono contento. Sì. Mi sono emozionato perché comunque sono settimane, mesi molto intensi queste parole che ho sentito per uno come me che ha tanta carica, però sai, appena ti prendono in un punto, sai, deboluccio, poi crolli. Senti Celeste, mi aiuti tu con un 30 secondi, un minuto proprio di una canzone che ti viene d'emblée per
chiudere questo momento? Me la fai questa sorpresa, questo regalo? Wow. Ma così, qualsiasi, che può essere, non so. Ma questa è bella perché questa non me l'avevi detta prima. Mi piace però questa cosa, mi stai mettendo alla prova. Guarda, ti canterei una canzone di Giorgia, Girasole. Lo sai perché? Perché mi piacciono le good vibes. E Girasole per il sole che brilla e illumina sempre, potrebbe darci una speranza. Vai, vai. È come un girasole, gira intorno a te, che sei il mio sole anche di notte. È come un girasole, gira intorno a te, che sei il mio sole anche di notte. Tu non mi basti mai, tu non ti fermi mai, con gli occhi neri e quelle labbra disegnate. È come un girasole, gira intorno a te, che sei il mio sole anche di notte. Tu non mi basti mai, prendimi l'anima e non mi basti mai, e muoviti amore sopra di me. E come un girasole io ti seguirò e 1000 volte ancora ti sorprenderò. E come un girasole voglio solo te, quando sorridi tu mi lasci senza fiato. Grazie, grazie, brava. Celeste, ci vediamo dal vivo a Sicily On Air, lo show a marzo. Ciao, ciao Celeste, ciao cara, ciao, un bacio, ciao. Grazie. E allora, Gianna e Cosatinta separati in questo momento, quando ritornerete insieme nello stesso luogo, Gianna e ragazzi? Guarda, in realtà siamo separati ma lavoriamo per lo stesso progetto, perché c'è un'estate che ci aspetta, un'estate in cui crediamo tantissimo, peraltro un'estate già pienissima di date che speriamo di poter fare dalla prima all'ultima. Quindi io sono a Roma semplicemente per mettere a punto alcuni dei nostri progetti e i ragazzi mi sostengono da giù con il loro lavoro e la loro creatività. Non so ancora quando torneremo insieme, ma sarà bello e sarà il momento della ripartenza. Quindi presto. Presto, ragazzi, da Marsala, come speriamo, dai, cosa vogliamo, come vogliamo salutare il pubblico di Sicily On Air? Prego. Facciamo una cosa veloce. Guarda, anche così mi piace, così mi piace. Così, direttamente. Dai. Abbiamo qua qualche problema tecnico. Eccolo qua, perfetto. Senza logica apparente, vivido così, e senza perdere un istante voglio averti qui. Senza logica apparente, non mi chiedere, non potrai stare dimenticare te. La vivi, sono stanca di sognare, è il momento di tornare. Baciami a me, tanto lo sai, puoi pretendermi. Così un tocco di freschezza. Ciao Marsala, ciao Cosatinta, Gianna, I love you Gianna, ciao. Ciao ragazzi, ciao. Senti, ti sei divertito? Non sarà il TG0, però siamo rimasti soli, Vince, cosa facciamo adesso? Beh, sai, per scaricare la tensione. Certo che mi sono divertito, poi per me è sempre un piacere ritrovarti, anche perché noi siamo sempre stati legati in qualche modo e siamo stati più insieme durante queste circostanze rispetto che nella vita di tutti i giorni, e questa è la verità. Ci conosciamo da antenne, no? Cioè, attraverso le antenne, adesso
anche grazie ai social che ci avvicinano un po'. Mi ha fatto piacere ritrovarti, grazie per avermi invitato. Ti dedico questo messaggio di Davide Morici, nonché uno dei grandi capi. Le più belle parole, i sentimenti più belli che ci uniscono e che raccogliamo giornalmente dall'8 aprile 2020. Io compro siciliano e tutti noi sensibili attori di questa stupenda Sicilia, o meglio ancora stupenda vita. Bravo Vincenzo e bravi tutti gli artisti presenti stasera. Viaggiamo verso Sicily On Air 4.0 che arriverà a marzo, e tra questi artisti c'è un grande amico, un grande artista, Riccardo Gaz. Grazie caro, Ricky. grazie veramente, grazie a te, poi vengo a trovarti con piacere. Quando ti senti giù, quando ti manca la movida, tu fai come me, accendi la strobo in bagno e ti senti un attimo a casa, ok? Seguitelo su Radio Vela, l'orario lo ricordiamo? Sì, dal lunedì al venerdì tra le 6 e le 8 facciamo A Tutto Gaz, che è questo pomeriggio in cui ci raccontiamo la vita alla radio, come dico sempre, e soprattutto approfondiamo i temi di attualità, ma lo facciamo sempre con la leggerezza che ci contraddistingue. Grazie Gazza, ci vediamo ciao presto. Bello, Ciao, presto. Grazie, ciao, grazie. Ciao. Come sempre ci avete seguito in tanti, numerosi, condividete, rivederemo la puntata sui social, insomma, quando volete, ma c'è anche il replay. Ringrazio tutti quelli che tecnicamente mi assistono, vi auguriamo una felice notte e ci vediamo giovedì prossimo con altri grandi e bravi musicisti e interpreti, cantanti, protagonisti. Buonanotte da Sicily On Air.